Eccoci amici, rientriamo dopo la sigla qui a Susegana, ci troviamo in provincia di Treviso, siamo qui per la 15ª edizione della giornata delle fattorie didattiche aperte. Noi siamo in compagnia e diamo il benvenuto a Ninni Collalto di Borgo Luce. Allora, vediamo tanti bambini, tanti genitori per questa giornata che vuole proprio, come dire, aprirsi alla collettività. Sì, è proprio così. A noi fa tantissimo piacere che la Regione del Veneto abbia stimolato continuamente in questi anni l'iniziativa delle fattorie didattiche aperte, perché è una maniera per ogni realtà agricola che è orientata alla didattica, è la possibilità di fare vedere, fare toccare con mano ai bambini, ma anche ai genitori, anche agli insegnanti, quello che viene svolto quando queste classi poi vengono in visita in azienda. Ringraziamo Ninni Collalto e diamo il benvenuto a Federico Caner, assessore della Regione Veneto al turismo. Allora, 15ª edizione di questa bella giornata delle fattorie didattiche aperte, insomma un vanto penso per la Regione Veneto. Ma direi di sì, è un piacere appunto vedere tutti questi imprenditori che rispondono anche a una volontà della Regione Veneto di tenere aperte queste fattorie per farle frequentare da questi bambini che vedete e che hanno la possibilità di conoscere quella che è la vita reale, ciò che si produce all'interno di una fattoria, capire come nascono i prodotti e soprattutto puntare anche a quella che oggigiorno è importante, sempre più importante, cioè una sicurezza alimentare che vogliamo anche far conoscere ai nostri cittadini. Ultima cosa, Assessore, qui vediamo tanti bambini, tante famiglie, però insomma questa è una realtà che vuole essere un po' trasversale. Parlavo prima con la titolare e vengono anche dei gruppi di, per esempio, di anziani. Ma questo è importante, questo è molto importante perché c'è una riscoperta anche di chi appunto è meno giovane a quella che è l'aspetto ambientale, territoriale, ad aumentare quella che è la percezione del sentire nostro. Oggigiorno viviamo in un mondo che è collegato molto anche a questi social, no? E penso anche ai bambini che oggigiorno stanno magari troppo all'interno di un cellulare o in Facebook. Arrivando in queste fattorie didattiche buttano via questi strumenti e capiscono qual è la verità, la realtà e anche l'attaccamento e la percezione di sentire per esempio un animale. Io ringrazio Federico Caner, assessore al turismo della Regione Veneto. Ma si divertono di più i genitori o i bimbi o i figli? Assolutamente i genitori, anche perché loro sono tranquilli, noi ci divertiamo fingendo che loro debbano giocare, in realtà giochiamo noi, però è molto divertente tutto quanto. È la prima volta che partecipate alla giornata delle fattorie didattiche aperte? No, in realtà siamo degli aficionados, siamo presenti ciclicamente qui in questa bella azienda e ci troviamo bene, ci divertiamo tutti, è proprio un momento di famiglia. Vado sì. a sentire anche la moglie. Allora, insomma un momento per vivere all'aria aperta, per far insomma divertire i bimbi. Per fare lavorare il papà? E anche per imparare qualcosa di nuovo, no? Certo, assolutamente, cose che noi non riusciamo a fare nei nostri uffici rinchiusi, riusciamo a farlo proprio in queste domeniche, con queste esperienze, quindi assolutamente positivo. Appunto i bambini giocano, si divertono e noi siamo felici. Chiudiamo amici qui da Susegana insieme a Ludovico Giustiniani che è presidente di Confagricoltura Veneto. Confagricoltura che crede in questa giornata come opportunità, insomma, sia per penso il mondo agricolo ma anche per la società intera, per scoprire cose che forse non tutti ancora sanno. Beh, devo dire che Confagricoltura ha creduto da subito quando la Regione Veneto ha iniziato con l'elenco delle fattorie didattiche, per cui ormai quasi più di 15 anni fa. Come associazione ci crediamo molto, è un modo per avvicinare quello che sono le nuove generazioni, ma non solo, anche i genitori a quello che è il mondo agricolo. Pertanto far conoscere, secondo me, il mondo agricolo è molto importante perché diciamo, è il settore primario, da dove viene il prodotto che è l'alimentazione, per cui fargli capire come viene prodotto, di cosa si cibano, riteniamo che sia molto molto importante. L'imprenditore agricolo si sente custode di questo territorio? Assolutamente sì, diciamo che l'imprenditore agricolo è il primo che, visto che il suo capitale è la terra, ha tutto l'interesse di mantenerlo e preservarlo, che sia in buono stato anche per le sue future generazioni di imprenditori, ma anche per quello che è la popolazione.
Io ringrazio Lodovico Giustiniani, presidente di Confagricoltura Veneto. Amici, qui da Susegana, da Borgoluce è tutto. Adesso la linea va in Francia, a Clermont-Ferrand, per il sommet de l'élevage.